Posti in casa di riposo, oggi incontro chiarificatore alla conferenza dei sindaci a Portogruaro, i dettagli nel servizio. Sentiamo però chiaramente l'assessore regionale alle politiche sociali del Veneto, Remo Sernagiotto. Sentiamo che cosa ha detto. Io dico che non c'è una colpa dei cittadini e della regione se questo territorio non è in parametro con tutti gli altri, è stata una incapacità del territorio. Allora parliamoci, io sono sempre molto disponibile a parlare, oggi vengo qui e presento tutte le condizioni dal 98 ad oggi, quali sono stati i motivi che non hanno i posti letto, quali sono stati i motivi che non hanno le impegnative perché fino al 2007 non potevamo dargli se non avevamo i posti letto, quali sono le condizioni che l'assessore gli ha dato un quarto di tutto il Veneto solo all'ULSS numero 10 Veneto orientale. Perché? Perché li sto aiutando, perché nella programmazione che io porterò a compimento nel 2015 questi sono in difficoltà. Io mi trovo Vicenza, Treviso e altri che mi chiedono un'altra 190. La 190 è quella che ho fatto io, che ha aumentato il 25% i posti. Loro che hanno già posti pronti, sono stati così bravi, mi chiedono di poter autorizzarli e di accreditarli. Non lo posso fare perché la 190 mi blocca. Allora io dico, quelle situazioni che sono pronte a partire di serie A o di serie B in prima programmazione, secondo me le dovete attivare, perché tanto il tempo dal momento che si fa un bando, ci vogliono 4 anni per realizzare una casa di riposo, anche ci vuole 4 giorni.